L'ultimo stadio, diciamo, di intervento è proprio la ripavimentazione del Ponte del Diavolo, un lavoro che chiaramente impiegherà anche parecchio tempo per poterlo realizzare e molte riflessioni l'amministrazione sta cercando di mettere sul tavolo. I lavori di consolidamento del Ponte del Diavolo a Cividale del Friuli si faranno, ma non nel breve e stretto giro di posta, come paventato dai rumors, forse troppo rumorosi, sperando che la spoilerata acceleri l'iter. Il sindaco Daniela Bernardi al nostro microfono è stata chiara nel ribadire che lo storico manufatto avrà le cure che merita, ma il cronoprogramma messo in campo dall'amministrazione comunale prevede prima altri interventi viari. Abbiamo anche invece altri lavori che sono in cantiere, che stanno per partire, quindi Piazza della Resistenza. Ci siamo e abbiamo già disponibilità per poter intervenire in Borgo di Ponte, quindi il tratto che praticamente da Piazza della Resistenza arriva fino a circa l'altezza, insomma, dell'ingresso della via dei vigili, del corpo dei vigili urbani. E sul tanto ipotizzato quarto ponte sul fiume Natisone a est della città, il sindaco. Questo, allora, intanto facciamo le rotonde che dovrebbero in qualche modo snellire il traffico e quindi anche il fatto di ripavimentare il Ponte del Diavolo e di intervenire, anche questo ovviamente ci mette di fronte ad una riflessione su delle necessità che valuteremo ovviamente anche con i professionisti.